ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È martedì 2 maggio, sono le 7.33. I quotidiani oggi non sono in edicola, ma questo non cambia molto. La sostanza della rassegna stampa, intanto vediamo subito, come sempre, il nostro sito radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà. Potete documentarvi sulle molte cose che vanno in onda oggi, a partire già dalle 8.30 avremo il primo ospite e tra poco parleremo di questo. Intanto vediamo anche l'agenzia ANSA che apre col concertone di Roma in 300.000 sotto la pioggia, il ricordo di Lorenzo Parelli, il ragazzo morto a Udine in uno stage. Ambra si commuove ricordando il ragazzo morto durante l'alternanza scuola-lavoro nel 2022. Ambra è la signora Angiolini, la presentatrice della Kermesse del concertone di Roma, la quale punta poi il dito contro la disparità di genere. Tenete le vocali, ridate il 20% di retribuzione alle donne. Una donna su 5 non lavora dopo un figlio. Ha parlato anche Ligabue, il cantante. La droga più vecchia del mondo è la smania di potere. È la perla di saggezza che ci consegna il cantante. Il concertone ricorda Barbara Capovani, la psichiatra uccisa nei giorni scorsi a Pisa da un suo paziente. Così non manca nulla. Esponente della Jihad muore in cella e secondo titolo dell'Ansa di stamani, razzi da Gaza su Israele. Il 44enne sceicco Kader Adnan non si nutriva da 86 giorni. L'autorità nazionale palestinese denuncia la morte di Adnan e un assassinio deliberato. Giorgia Meloni parla del taglio delle tasse, più importante da decenni a questa parte. In un video molto cool che va alla grande sui social, la Premier nel video spiega: oggi festa del lavoro, cioè ieri, e il governo sceglie di lavorare, perché mica siamo qua ad asciugare gli scogli o a smacchiare i giaguari. Il 1° maggio si lavora e si produce un decreto legge e un disegno di legge che poi vedremo anche i 3 minuti e passa di Giorgia Meloni, che itinerando per le sale di Palazzo Chigi spiega al popolo il decreto lavoro. Ministero dell'Economia e delle Finanze, in busta paga 100 euro in più per 5 mesi, la pacchia dura fino a dicembre e poi fine. Lo dice anche il ministro Calderone, la ministra. Che dir si voglia Calderone, l'obiettivo non è quello di rendere più precario il lavoro, ma di rendere più flessibili i contratti a termine. Ma poi vedremo il focus sulla questione del decreto 1° maggio, il taglio del cuneo fiscale e tutto il resto. Critici i sindacati, a partire dal leader della CGIL Landini, che va all'attacco del decreto lavoro al corteo unitario che quest'anno si è tenuto a Potenza. 75 anni della Costituzione, il governo mette toppe, più precarietà, una tantum, parlano anche gli altri sindacalisti confederali, non basta un decreto per sostenere il lavoro, troppa precarietà, poca sicurezza, riprendere il dialogo, ripartire dal lavoro, eccetera. Parla anche il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti. Incredibili le polemiche per aver dato più soldi, raddoppiato e triplicato il taglio al cuneo fiscale, cioè il peso del fisco sul costo del lavoro. Per noi questa è la priorità. Lo spread è diminuito, ha detto ancora Giorgetti, e i conti sono a posto. Dispiace per la sinistra, ma con noi va tutto bene. 1° maggio anche in Francia 108 agenti feriti e 291 arresti, numeri massicci per la protesta francese contro
La riforma delle pensioni, ancora una volta. Il ministro dell'Interno francese Darmanin condanna fermamente la violenza. I manifestanti hanno lanciato petardi, rotto vetrine, migliaia di persone radunatesi in massa in Francia nel giorno della festa del lavoro per sfogare la loro rabbia contro la riforma delle pensioni. Da Mosca respinti attacchi di droni ucraini su Sebastopoli, e mentre per l'ennesima volta l'Ucraina annuncia la controoffensiva. Stavolta è addirittura d'arrivo, fanno sapere le autorità ucraine. Salvataggio per First Republic Bank, la acquisirà JP Morgan, concluso l'accordo per la vendita della maggior parte degli asset della First Republic Bank a JP Morgan Chase. La transazione rende JP Morgan la più grande banca degli Stati Uniti. Qualcuno la interpreta come un favore a Biden. Corteo a Portella della Ginestra, partecipa Elly Schlein per il 76esimo anniversario della strage compiuta dalla banda Giuliano, una delle operazioni tra le più losche della storia d'Italia. Il cadavere di una donna sulla spiaggia di Fiumicino, il corpo senza vita di una donna trovato sulla battigia della spiaggia del litorale nord di Fiumicino e poi ancora maltempo, piogge fino a metà settimana, in particolare nord-est e centro-sud, praticamente quasi dappertutto in tutta Italia. 1° maggio a Cuba, annullata la parata per carenza di benzina. Il Partito Comunista cancella il tradizionale corteo di massa per la crisi del carburante. Poi l'ultimo film di Nanni Moretti, Il Sol dell'Avvenire, fuori dalla Sacher, il cinema mitico di Moretti, un vaffa Moretti e viva Stalin. Questo racconta l'agenzia ANSA. Vaffanculo Nanni Moretti, viva Stalin. E poi Falce e Martello. È la scritta in spray rosso comparsa sul muretto esterno del cinema Nuovo Sacher nel quartiere Trastevere a Roma, che sta proiettando il film di Nanni Moretti, Il Sol dell'Avvenire. Con questa curiosità chiudiamo la prima pagina dell'agenzia ANSA e prima di andare alle altre questioni del giorno, primo di tutti il riassunto dei contenuti del decreto 1° maggio. C'è anche un disegno di legge accompagnatorio, o meglio no, a parte rispetto al decreto. C'è il decreto e poi c'è anche un disegno di legge, ma lo vedremo dopo. Nel frattempo vi segnalo su tempi.it l'intervista di Peppe Rinaldi a Gianluca Savoini per la famosa storia del caso Metropol. Mi hanno dipinto come un mostro, ma ora partono le querele, archiviata l'inchiesta. Attraverso me hanno colpito Salvini, che allora era al 35%. Il caso Lega Russia si è concluso con l'archiviazione dell'inchiesta della procura milanese, nella quale si ipotizzava il finanziamento illecito alla Lega e la corruzione internazionale di 4 persone ad esso collegate. Il protagonista centrale del caso Metropol, dal nome dell'hotel Moscovita, nel quale tutto è nato 4 anni fa, ora può liberamente parlare. Gianluca Savoini, presidente dell'Associazione Russia Italia, dirigente della Lega, già portavoce di Matteo Salvini, è il classico fiume in piena, scrive tempi.it. Sono sollevato, dice Savoini, che sarà con noi anche giovedì mattina qui in diretta radio dopo le 8:30. Sono sollevato per gli esiti della vicenda giudiziaria conclusa con un nulla di fatto. Ma sono anche molto arrabbiato con i responsabili mediatici che hanno creato questa grande macchinazione che ha portato inevitabilmente a un'inchiesta. Sono arrabbiato perché d'improvviso mi sono trovato ogni giorno sui giornali italiani e internazionali dipinto come un mostro, un amico dei criminali, un criminale, un tangentista. Lavoro di giornalisti, per me sono imbrattacarte, non giornalisti, spie travestite da giornalisti. Chi ha fatto questo l'ha fatto per conseguire un chiarissimo obiettivo: colpire attraverso me la Lega di Salvini, che non dimentichiamolo, in quel periodo viaggiava intorno al 35%. Il combinato disposto di interessi globalisti italiani e un po' di fuoco amico, all'epoca c'era il cosiddetto governo giallo-verde, tutte queste cose, dice Gianluca Savoini a tempi.it, hanno mostrificato me e tutta la politica. L'obiettivo era infame, perché il vero obiettivo non era trovare i reati, che come abbiamo visto non c'erano. L'obiettivo era creare una mentalità, un'opinione pubblica orientata. Salvini è stato assediato anche da esponenti dello stesso governo a cui partecipava. Come ho detto, in un colpo solo abbiamo rotto qualsiasi ponte con la Russia, parlo come Lega,
improvvisamente si poteva far più nulla, era il 19, non c'era ancora la guerra con l'Ucraina, ma sicuramente una tensione altissima. Noi della Lega cercavamo di allentare la tensione, non temevamo la guerra fredda, ma proprio quella praticata. Alla fine possiamo dire che la Lega aveva ragione. Lo scriva pure, la Lega aveva ragione. Con la Russia abbiamo provato ad avere un rapporto normale. La Russia era un partner strategico, fondamentale, non solo economico ma geopolitico. C'era la lotta al terrorismo e un'altra serie di questioni centrali. Invece di buttare benzina sul fuoco come facevano altri, noi dicevamo: signori, attenzione che a scherzare col fuoco prima o poi ci si brucia. E infatti, secondo lei, chiede Peppe Rinaldi per Tempi.it a Gianluca Savoini, questa vicenda ha influito sui rapporti anche attuali con la Federazione Russa? Sicuramente, risponde Savoini, oggi abbiamo attraversato il Rubicone, tutte le relazioni diplomatiche con la Russia che non era più comunista e tutti i rapporti in corso o in via di costruzione sono andati in pezzi, irrimediabilmente, almeno finché ci saranno gli attuali governanti dell'Unione Europea. Non si possono più avere rapporti con la Russia. Se tu continui a mandare armi, quindi a schierarti anche tu contro la Russia, è inevitabile che accada che i rapporti siano perduti. Lo dicono sia la stessa Russia che le cancellerie europee. Casi simili al suo si sono verificati anche in altri paesi, chiede Tempi, sempre nel fatidico 19, ricorda Savoini, una settimana prima delle europee. Ricorderà che il capo del Partito Nazionale Austriaco fu travolto da un altro caso mediatico quando crearono una finta figlia di un fantomatico oligarca russo e durante una festa privata tra i fumi dell'alcol gli fecero dire cose sconvenienti per il suo paese, però anche lì non c'erano reati, si trattava di un altro trappolone. Io lo dicevo anche a Salvini a proposito delle trappole. Stanno preparando una polpetta avvelenata contro di noi. Ogni tanto compariva qualche articolo, un trafiletto di qui, un altro di là, per mano degli imbrattacarte che dicevano ma cosa stanno facendo, cosa stanno preparando e cose di questo tipo. La lotta politica è fatta così, siamo d'accordo. Politicamente hai tutto il diritto di dirmi quel che vuoi, anche in maniera brutale. Puoi definirmi come vuoi, amico dei russi, degli oligarchi o altro, ma quando si dice che sei un ladro, un malfattore, che prendi le tangenti, qui le cose cambiano. Da tempo, ricorda Savoini, mi sentivo spiato, pedinato. Mi avevano rubato un paio di volte i telefonini in circostanze strane. Le persone che frequentavamo in Russia, anche imprenditori accreditati, ci dicevano che erano giunte loro telefonate di un sedicente giornalista nelle quali si invitava a dichiarare che quelli della Lega che venivano in Russia lo facevano per finanziare il partito in cambio di $20.000. È una cosa grave, ma queste cose sono successe davvero. Questi pseudo o forse veri giornalisti promettevano soldi a chi avesse sostenuto che prendevamo denaro per finanziare la Lega. Noi eravamo in quelle condizioni lì e io dicevo stiamo attenti che la polpetta arriverà e la polpetta è arrivata. Poi vedo che ancora oggi, prosegue Savoini, c'è qualcuno che sostiene che non siamo noi a dover chiedere le scuse, bensì dobbiamo scusarci perché anche se non c'è reato, le trattative sono state fatte lo stesso. Ma quali trattative, dico io, e cosa significa? Per loro è reato anche solo parlare, solo provare a creare contatti commerciali alla luce del sole. Se fai affari nell'area atlantica sei bravo, se ti rivolgi verso l'altra parte sei un tangentista, un delinquente ed altro. Questo periodo è stato un po' lungo, ma questo è dipeso dai tempi della giustizia italiana. Poi ci si è messo anche il Covid, sono stati momenti duri. I magistrati hanno fatto il loro dovere, è finita come doveva. Nonostante ciò, questi calunniatori servi di altri poteri continuano a dire sì, ma la trattativa c'è stata. Ma non si vergognano? Ora ne risponderanno nelle sedi opportune, come ha annunciato Salvini. Adesso partono querele a raffica. La settimana prossima saremo al lavoro con gli avvocati. Faremo una grande ricerca di chi poi riceverà nostre notizie. Non ho mai cambiato la mia visione delle cose. Aggiungo però, prosegue Savoini in questa intervista a Tempi.it, che non è che deve per forza esserci un pensiero unico e quindi dobbiamo obbligatoriamente leggere la realtà allo stesso modo. In che senso? Siamo in una Unione Sovietica Europea. Questa non è mia, ma del fondatore del mio partito. Bossi lo disse agli inizi degli anni 2000. Sosteneva che ci avviavamo verso un'Unione Sovietica
europea. Il suo vaticinio, in un certo senso, si è avverato. A Bruxelles fanno il contrario di quel che esprime il voto popolare. Accade in politica estera, per le politiche sull'immigrazione clandestina, sul lavoro. Insomma, questi fanno esattamente quel che vogliono, in contrasto con ciò che i popoli esprimono col voto. E gente che non è mai stata eletta da nessuno. Domanda ancora. Tempi, infine, per concludere, ha mai avuto la sensazione che nel suo schieramento politico qualcuno approfittasse delle sue disgrazie? Non direi, risponde Savoini, di certo non nella Lega. Poi c'è sempre qualcuno che si frega le mani, ma questa è un'altra storia, racconta Gianluca Savoini su tempi.it. Per quanto concerne invece il decreto lavoro, così lo riassume brevemente Salvini. Più soldi in busta paga, con aumenti fino a 100 euro per chi ha stipendi fino a 2.500 euro al mese, meno burocrazia, più cantieri e opere pubbliche e stop ai sussidi per i furbetti. Questo è il nostro 1° maggio, per andare davvero incontro a lavoratrici e lavoratori. Le polemiche le lasciamo agli altri. La Lega e questo governo preferiscono i fatti. Pillola dell'agenzia AGI e dopodiché abbiamo anche Brescia, dove Salvini è stato ieri insieme a tutti i ministri della Lega, il presidente della regione Lombardia Fontana, a sostegno di Fabio Rolfi, candidato sindaco. Pronto a prendere per mano la città, scrive Salvini su Facebook, e a portare il nostro modello di buon governo dopo anni di sinistra. E quando trovi una sala strapiena di gente a Brescia lunedì pomeriggio 1° maggio, venuta per ascoltare e confrontarsi con tutta la squadra della Lega di governo a sostegno del candidato sindaco Rolfi, vuol dire che stiamo andando nella giusta direzione. Dopo tanti anni, 14-15 maggio, i cittadini bresciani avranno la possibilità di lasciare a casa la sinistra e promuovere il nostro modello di buon governo. Candidato sindaco Fabio Rolfi. Il presidente Giorgia Meloni invece ha illustrato con il video che ha fatto abbastanza rumore, impatto, diciamo così, i provvedimenti in materia di lavoro e di politiche sociali, adottati dal Consiglio dei Ministri proprio ieri, lunedì 1° maggio. 3 minuti e 35 secondi, ascoltiamo il Presidente del Consiglio. Nel giorno della festa dei lavoratori il governo sceglie di lavorare. Sceglie di lavorare per dare risposte a quei lavoratori e a coloro che legittimamente aspirano a migliorare la loro condizione. Lo facciamo con una serie molto articolata di provvedimenti, ma il più importante di questi provvedimenti è relativo al taglio delle tasse sul lavoro. Noi abbiamo liberato un tesoretto di 4 miliardi, lo abbiamo liberato grazie al coraggio di alcuni provvedimenti che avevamo portato avanti, penso ad esempio al super bonus, penso alla questione delle accise, e oggi destiniamo l'intero ammontare di quel tesoretto al più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni. Tagliamo il cuneo contributivo di 4 punti percentuali e questo taglio si somma a quello che avevamo già fatto nella precedente legge di bilancio. Così oggi e fino alla fine di quest'anno noi abbiamo un taglio del cuneo contributivo di 6 punti percentuali per chi ha redditi fino a 35.000 euro e addirittura di 7 punti percentuali per i redditi più bassi fino a 25.000 euro. È una scelta della quale io vado profondamente fiera, aumenti che possono arrivare anche a 100 euro per i lavoratori con i redditi più bassi in un momento nel quale l'inflazione galoppa e il costo della vita aumenta, e davvero non riesco a capire chi riesce a polemizzare perfino su questa scelta. Ma ci sono molte altre cose importanti che decidiamo oggi. La conferma del fringe benefit, l'erogazione liberale a favore del lavoratore completamente detassata a 3.000 euro, dedicandola in particolar modo ai lavoratori con figli a carico. Norme importanti in tema di sicurezza sul lavoro, sull'alternanza scuola-lavoro, sulla sicurezza degli studenti che partecipano all'alternanza scuola-lavoro, incentivi all'assunzione dei giovani pari al 60% del salario che prendono, e poi sul finanziamento dei centri estivi per aiutare a conciliare vita, lavoro e famiglia, e in tema di assegno unico per i figli. E poi il reddito di cittadinanza. Come avevamo promesso, noi distinguiamo chi può lavorare da chi non può farlo, confermiamo e anzi miglioriamo il sostegno per chi non può lavorare, cioè per le famiglie in difficoltà che hanno al loro interno un minore, un anziano
o un disabile, ma chi può lavorare viene invece inserito in un percorso di formazione al lavoro, con un rimborso spese nel periodo in cui si forma e con incentivi importanti per chi lo dovesse assumere. E in ultimo, ci occupiamo del lavoro delle persone con disabilità, sostenendo gli enti che li accompagnano e stanziando risorse per favorire la loro assunzione. E io sono fiera che il governo abbia scelto di celebrare il 1° maggio con i fatti e non con le parole, e credo fosse dovuto un ulteriore sostegno a un'economia che pure in un momento di difficoltà ci sta dando grandi soddisfazioni, con una crescita, quella italiana, stimata per i prossimi mesi superiore a quella delle altre nazioni europee. Avanti così. Buon 1° maggio a tutti. E adesso al lavoro. Si apre la porta e si entra con Giorgia nel Consiglio dei Ministri medesimo, dopodiché il Premier si siede, si gira un attimo, suona la campanella, si gira verso di noi e le jeu sont faits. Andiamo a vedere poi i contenuti del decreto legge, misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. Il decreto approvato ieri dal governo. Per non sbagliare andiamo sul sito del governo italiano per leggerne i contenuti. Il Consiglio dei Ministri, come sapete, ha approvato un decreto legge, ma accanto a questo anche un disegno di legge. Il testo del decreto interviene con misure principalmente per ridurre il cosiddetto cuneo fiscale, vale a dire il peso del fisco sul costo del lavoro per la parte contributiva nei confronti di lavoratori dipendenti con reddito fino a 35.000 euro lordi all'anno. Il decreto poi intende contrastare la povertà e l'esclusione sociale con attenzione alle famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani, promuovere le politiche attive del lavoro, assicurare un'adeguata formazione a chi non è occupato e in grado di svolgere un'attività lavorativa e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si introducono poi interventi urgenti per rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro contro gli infortuni. Andiamo con ordine. Misure a sostegno dei lavoratori per la riduzione della pressione fiscale. Si innalza dal 2 al 6% l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico dei lavoratori dipendenti, cioè si alza il cuneo fiscale, si alza, diciamo così, il taglio del cuneo fiscale dal 2 al 6% fino al 6% per i periodi di paga dal 1 luglio fino al 31 dicembre prossimo, con esclusione della 13ª mensilità. L'esenzione è innalzata al 7% se l'imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, cioè taglio al 6% per i redditi fino a 35.000 euro, sostanzialmente, al 7% per i redditi fino a 25.000. Da qui, o meglio, dal 1 di luglio al 31 dicembre. Si conferma il termine ultimo della validità del taglio del cuneo fiscale. Si conferma l'incremento della soglia dei fringe benefit, cioè tutte le provvidenze, diciamo così, non salariali, non traducibili in soldi che le aziende danno a beneficio dei lavoratori per il 2023, esclusivamente per lavoratori dipendenti con figli a carico, per i single no. Si prevede un'estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell'assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati. Dopodiché, oltre al taglio del cuneo fiscale cosiddetto, abbiamo altri provvedimenti per l'inclusione sociale e lavorativa, l'accompagnamento al lavoro, l'incentivazione dell'occupazione giovanile. In sostanza, dal 1 gennaio del 24 viene introdotta una misura nazionale di contrasto alla povertà, che supera il cosiddetto reddito di cittadinanza. In cosa consiste? In un'integrazione al reddito a favore di nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultrasessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti relativi a cittadinanza, autorizzazione al soggiorno del richiedente, durata della residenza in Italia, condizioni economiche. Il beneficio mensile di importo non inferiore a 480 euro all'anno, esenti dall'IRPEF, sarà erogato dall'INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico per un massimo di 18 mesi continuativi con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi con cadenza trimestrale
presso i patronati o i servizi sociali e centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno un'età compresa tra 18 e 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come fragili, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di un'offerta di lavoro a tempo pieno o parziale non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno e con retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia alternativamente a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale, a tempo determinato anche in somministrazione se il luogo di lavoro non dista oltre 80 chilometri dal domicilio. In sostanza, per chi non è fragile e ha un'età compresa tra 18 e 59 anni, decade il reddito di cittadinanza, che non si chiamerà più così, nel caso si rifiuti un'offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale, a tempo determinato se il luogo di lavoro non dista oltre 80 chilometri dal domicilio. Per evitare il godimento irregolare del beneficio sono poi previsti sanzioni e una specifica attività di vigilanza da parte dell'INAIL, anzi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, INL, dell'INPS, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. I datori di lavoro privati che intendono assumere i beneficiari del futuro non reddito di cittadinanza, ma si chiamerà in un altro modo, insomma, potranno fruire a determinate condizioni di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e altri enti di mediazione sarà riconosciuto per ogni persona con disabilità assunta dopo attività svolta da loro un contributo compreso tra il 60 e l'80% di quello riconosciuto ai datori di lavoro. Ai soggetti di età compresa, sempre in età lavorativa, fra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo per sostenere il percorso di inserimento lavorativo anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro, politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di disponibilità immediata al lavoro, rispondere a determinati requisiti, sottoscrivere un patto di servizio personalizzato a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi per massimo 12 mesi, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili. Inoltre, per favorire l'occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60% della retribuzione per un periodo di 12 mesi a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i 30 anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON, Iniziativa Occupazione Giovani. L'incentivo è cumulabile con l'esonero contributivo nella misura del 100% per massimo 36 mesi e con altri incentivi previsti dalla legge. C'è poi il capitolo sui contratti a termine. Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine, il cosiddetto tempo determinato, variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, comprese proroghe e rinnovi, per consentire un uso più flessibile di questa tipologia di contratto a tempo determinato, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi. Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi, nei casi previsti dai contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 24, o per sostituire altri lavoratori. Ultimo capitolo, il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, tutela contro gli infortuni e controlli ispettivi. Si istituisce presso il Ministero del Lavoro un fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione di attività formative. Si prevedono tra l'altro l'obbligo per i datori di lavoro
di nominare il medico competente, se richiesto dalla valutazione dei rischi, l'estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri, l'obbligo di formazione in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza. Infine si introducono disposizioni per condividere i dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva e di vigilanza in Sicilia e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Questo è il contenuto del decreto legge per come lo racconta il sito del governo. Dopodiché abbiamo l'altro disegno di legge a latere, a fianco del decreto c'è un disegno di legge, il decreto entra in vigore subito, il disegno di legge avrà il suo iter parlamentare normale. Un disegno di legge sul lavoro con discipline nuove per quanto riguarda i contributi per le assunzioni di persone con disabilità, le modifiche in materia di somministrazione di lavoro, la sospensione della prestazione di cassa integrazione, si estende ai rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a 6 mesi la disciplina già prevista per quelli di durata superiore che prevede che il lavoratore non abbia diritto all'integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate, disciplina della durata del periodo di prova, rafforzamento degli ambiti territoriali sociali per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, eccetera. Il disegno di legge ha un altro iter. Vediamo come riassume la questione il ministro del lavoro Calderone. Come rispondete alle critiche del sindacato? Anche sul taglio del cuneo che dicono è una misura solo provvisoria, cioè per dura 5 anni. Ma io dico che si deve tenere in considerazione quelli che sono le situazioni che noi viviamo, il fatto che in questo momento nel giro di pochi mesi nuovamente si interviene con una misura che va a favore delle famiglie. Mi sembra di poter dire che il governo rispetto a ciò che è avvenuto in precedenza è già intervenuto in manovra di bilancio con una riconferma e un aumento del cuneo. Intervenire nuovamente vuol dire invece avere, come dire, una dimensione del fatto che è necessario dare un sostegno alle famiglie, anche perché tutto ciò che si farà sarà solo ed esclusivamente a vantaggio dei lavoratori e quindi sarà ancora una volta un intervento che si scarica totalmente sulle buste paga e che porterà. Ma allargare le maglie dei voucher non significa precarizzare? Perché questo è stato detto dalla discussione. Guardi, è un intervento che è legato solo ed esclusivamente a un settore che è quello del turismo. Ancora una volta, io vi dico, sono contratti di prestazione di lavoro occasionale, li vogliamo chiamare voucher, ma se andate a vedere hanno dietro tutta una serie di adempimenti che sono collegati invece a quello che è poi ciò che una attenzione invece alla tracciatura di questi percorsi e poi ogni volta si fa un riferimento senza partire dal presupposto che quell'importo è un importo complessivo per un'azienda e per un anno. La piattaforma a parte in decreto ha una caratteristica che è quella ovviamente di favorire l'interoperabilità delle banche dati e quindi di mettere a sistema tutte le informazioni. Quando dico tutte le informazioni dico ovviamente quelle legate ai centri per l'impiego, a quello che ci dà il servizio del collocamento pubblico, i centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro, l'INPS, gli enti di formazione, ma le aziende stesse che potranno pubblicare le loro ricerche di personale. Abbiamo tante aziende che cercano, la piattaforma sarà operativa in tempi brevissimi, anche perché quella che è la seconda misura contenuta nel decreto, mentre per l'assegno di inclusione entrerà in vigore dal 1° di gennaio del 2024, la seconda misura sarà operativa dal 1° di settembre del 2023. Questo è un governo di legislatura più strategico, credo che non ce ne sia e le posso assicurare che i nostri non sono interventi spot, ma invece c'è dietro, lo leggerete nel decreto, invece una visione che poi si concretizzerà e si scaricherà a terra. Ecco, a parte diciamo così le ultime frasi, diciamo che il conte Mascetti non avrebbe potuto fare di meglio ed essere più chiaro, no? Tanto per tirare due sorrisi.
Quando Quando si usano le parole in maniera mirabile poi ci si capisce al volo. Giorgetti, il ministro dell'economia, dice: sono incredibili le polemiche per avere dato più soldi, raddoppiato e triplicato il taglio al cuneo, perlomeno fino a dicembre. Per noi questa è la priorità, dice il ministro dell'economia, lo spread è diminuito, i conti sono a posto, dispiace per la sinistra, ma con noi al governo va tutto bene. Abbiamo dato un grande sconto fiscale, soprattutto ai lavoratori dipendenti più in difficoltà. Incredibile come possano esserci polemiche dopo un provvedimento che ha messo più soldi nelle tasche degli italiani. Abbiamo raddoppiato e triplicato il taglio al cuneo fiscale. Per noi questa è la priorità, ha detto il ministro dell'economia. Il decreto primo maggio, con il taglio del cuneo fino a 7 punti e tutto il resto, viene riassunto dall'agenzia ANSA così. Vediamo se le cose stanno un po' diversamente rispetto a quel che abbiamo capito finora. Dai 5,4 miliardi di euro per l'esordio dell'assegno di inclusione che con l'addio al reddito di cittadinanza arriverà, ma arriverà dal 24, cioè a fine anno, dal 2024 entra in vigore il nuovo assegno di inclusione che sostituirà il reddito di cittadinanza, al taglio del cuneo fiscale che sale di altri 4 punti per il periodo da luglio a novembre di quest'anno, raggiungendo i 6 punti per i redditi fino a 35.000 euro e i 7 punti fino a 25.000, ma anche più fringe benefit, cioè i bonus aziendali, i benefici per i lavoratori non salariali, non finanziari, economici, non tassati, cioè beni e servizi, compresi i rimborsi per le bollette, per esempio per lavoratori con figli. Il tetto per i cosiddetti fringe benefit sale fino a 3.000 euro. Sono queste le novità della bozza del decreto del lavoro primo maggio. Provvedimenti principali: cuneo fiscale, taglio del cuneo fiscale contributivo per 5 mesi, non più 8 come nell'ipotesi iniziale. Il taglio aumenterà di altri 4 punti per i periodi di paga dal 1 luglio 23 al 30 novembre 23. La misura dell'esonero salirà dagli attuali 2 punti a 6 punti di taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35.000 euro e da 3 a 7 punti per i redditi fino a 25.000. Solo per il 2023 poi non concorrono a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze di acqua, luce e gas, i cosiddetti fringe benefit, cioè i benefici non economici ma di altra natura per i lavoratori fino a 3.000 euro. L'assegno di inclusione arriverà a sostituire il reddito di cittadinanza dal 1 gennaio 24 l'anno prossimo, come misura di contrasto alla povertà, fragilità ed esclusione sociale rivolta alle famiglie in cui sono presenti disabili, minori o ultra sessantenni. Potrà arrivare a 500 euro al mese, 630 se composto da ultra 67enni o con disabili gravi, cui aggiungere 280 euro mensili se si vive in affitto. Verrà erogato per 18 mesi, potrà essere rinnovato dopo lo stop di un mese per ulteriori periodi di 12 mesi. Necessario essere residenti in Italia da almeno 5 anni e avere un indicatore della situazione economica equivalente, un ISEE, non superiore a 9.360 euro. Per avere il beneficio ci si dovrà iscrivere al sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Per gli occupabili, lo strumento di attivazione al lavoro invece partirà dal 1 settembre prossimo 23. La partecipazione a corsi di formazione, qualificazione professionale o a progetti utili alla collettività diventa vincolante. Il beneficio sarà di 350 euro e al massimo per 12 mesi
non rinnovabili. Ripetiamo, l'assegno di inclusione che sostituisce il reddito di cittadinanza parte dal 1 gennaio 24, è per famiglie in cui sono presenti disabili, minori o ultra sessantenni e può arrivare appunto a 500 euro al mese, 630 se composta la famiglia da over 67 o con disabili gravi, più 280 euro al mese se si vive in affitto. Bisogna iscriversi al sistema informativo per l'inclusione sociale lavorativa. Poi abbiamo gli incentivi per le assunzioni ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. Sarà riconosciuto per 12 mesi l'esonero del 100% dei contributi previdenziali nel limite di 8.000 euro annui, al 50% se a tempo determinato o stagionale, e meno vincoli sulle causali per i rinnovi oltre l'anno dei contratti a termine. Fino a 12 mesi non sono richieste le causali e non oltre i 24 mesi. Le causali sono affidate a contratti collettivi o individuati dalle parti per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva. Voucher: si alza la soglia delle cosiddette prestazioni di lavoro occasionale da 10 a 15.000 euro per chi opera nei settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali, parchi di divertimento. Questa è la sintesi massima, diciamo così, dell'agenzia ANSA sulla riforma, sul decreto lavoro, anzi approvato ieri dal governo. Su sussidiario.net è l'ex segretario CISL Natale Forlani a occuparsi del tema: cosa cambia con l'assegno di inclusione e con lo strumento di attivazione. Con l'approvazione del decreto lavoro da parte del Consiglio dei Ministri prende corpo la riforma del reddito di cittadinanza, tra le altre cose. Un provvedimento che si incanala nel solco della legge di bilancio 2023, che dispone la cessazione del sussidio per i beneficiari di reddito di cittadinanza che hanno età fra i 18 e i 59 anni, attivabili al lavoro a partire dal 1 agosto prossimo venturo, e l'introduzione di una nuova misura per il sostegno delle famiglie povere a partire dal 1 gennaio del 2024. Famiglie povere identificate nei nuclei familiari che hanno al loro interno minori, disabili o anziani ultrasessantenni. La predisposizione di questo nuovo provvedimento, commenta Forlani, è stata problematica, frutto di indiscrezioni ampiamente commentate dai mass media che hanno suscitato polemiche. Non poteva essere altrimenti, data la rilevanza assunta da un intervento che in 4 anni di gestazione ha coinvolto 5 milioni e mezzo di persone appartenenti a circa 3 milioni di nuclei familiari. L'essenza del nuovo provvedimento si concentra in una nuova misura chiamata assegno di inclusione, che è quello che sostituirà il reddito di cittadinanza. Entrerà in vigore dal 1 gennaio del 24 ed è destinata a nuclei familiari che hanno al loro interno persone fragili, come già definite dalla legge di bilancio. In parallelo viene promosso, dal 1 settembre, un intervento di politica attiva del lavoro combinato con una misura di sostegno al reddito per le persone attivabili al lavoro con redditi al di sotto della soglia di povertà. Possono beneficiare dell'assegno di inclusione i nuclei familiari che hanno un reddito da lavoro inferiore a 6.000 euro all'anno nell'ambito di un reddito ISEE comprensivo di requisiti patrimoniali non superiore a 9.360 euro, valori incrementati in relazione ai carichi familiari relativi a minori, disabili o persone affette da patologie psicofisiche, anziani over 60 e persone incaricate del lavoro di cura dei familiari, fino a un massimo del 2,2 dell'importo base, 2,3 in presenza di un disabile grave. La medesima scala di equivalenza viene utilizzata per calcolare il valore del sussidio da erogare per l'integrazione del reddito ISEE di partenza, che può essere ulteriormente aumentato per nuclei familiari in affitto sulla base della spesa sostenuta fino a un importo annuo di 3.360 euro. Per i nuclei composti da soli anziani ultra 67enni, il livello dell'ISEE utilizzato per la selezione e il calcolo dell'integrazione è stato portato a 7.560 euro, una novità introdotta all'ultimo momento e del tutto simile alla criticata pensione di cittadinanza abrogata con la legge di bilancio, che comporterà una immotivata maggiorazione degli importi erogati a favore di questi nuclei rispetto alle famiglie numerose, anche per il contributo dell'affitto. Per il resto, commenta Forlani, i valori dei redditi ISEE utilizzati per la selezione dei beneficiari
le prestazioni e il calcolo delle integrazioni, il contributo dell'affitto e la durata dell'intervento, 18 mesi, sono pressoché analoghi a quelli previsti per il reddito di cittadinanza. A fare la differenza sono quelli attribuiti ai singoli componenti del nucleo che vengono presi in considerazione per stimare l'importo del sussidio al reddito attraverso la scala di equivalenza. Diversamente dal reddito di cittadinanza, nella nuova misura vengono esclusi dal moltiplicatore gli adulti in età tra 18 e 59 anni che possono essere attivati al lavoro. Il valore dell'importo base, 500 euro, viene aumentato in relazione alla presenza di adulti disabili, incaricati del lavoro di cura dei familiari, il primo o secondo minore a carico e dal terzo in poi. Gli aumenti a favore dei minori sono stati quantificati come un'integrazione degli importi erogati per l'assegno unico universale, con ulteriori 900 euro all'anno per ciascuno dei primi 2 figli e 600 euro dal terzo in poi. Per comprendere l'impatto positivo della nuova misura a favore dei minori, va ricordato, scrive ancora Natale Forlani sul sussidiario.net, che con l'introduzione dell'assegno unico universale, la scala di equivalenza per i minori, prevista per il calcolo dell'importo del reddito di cittadinanza, era stata azzerata, 0,20 per un importo di 1.200 euro all'anno per ogni minore. Per i membri del nucleo familiare attivabili al lavoro è prevista la partecipazione a misure previste per le politiche attive e la possibilità di usufruire di un'indennità di frequenza per corsi di formazione, tirocini, lavori di pubblica utilità o di effettuare prestazioni lavorative regolarmente retribuite senza alterare il sussidio fino a 3.000 euro all'anno. Attività che dovranno rientrare in un progetto personalizzato predisposto dai servizi per l'impiego e che vincola i beneficiari all'accettazione di tutte le offerte di lavoro superiori a un mese e prevede l'uscita dai sussidi quando queste offerte risultino superiori ai 6 mesi di durata. Questa impostazione, compreso l'obbligo di accettare tutte le offerte di lavoro, rappresenta l'essenza della seconda misura, cioè lo strumento di attivazione che è predisposto per i disoccupati o lavoratori in età tra i 18 e i 59 anni con redditi inferiori ai 6.000 euro ISEE, che non possono beneficiare della prima misura su domanda degli interessati. In questo caso, l'effettiva partecipazione a corsi di formazione o ad altre misure di politica attiva, lavori di pubblica utilità, servizio civile, tirocini, consente loro di beneficiare di un'indennità minima mensile di 350 euro per un massimo di 12 mesi. Anche per loro c'è l'obbligo di sottoscrivere un patto di servizio e accettare tutte le offerte di lavoro superiori a un mese, con la possibilità di cumulare i sussidi coi salari fino a 3.000 euro all'anno. La mancata partecipazione alle politiche attive e i rifiuti dell'offerta di lavoro comportano una perdita dei sussidi. Il decreto prevede poi l'erogazione di incentivi per le imprese che assumono i lavoratori anche con contratti a termine fino a un massimo di 24 mesi di sgravi. L'impatto di queste misure sulla platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza è radicale, sottolinea Forlani. Il potenziale trasferimento di persone attivabili al lavoro verso misure di politica attiva del lavoro riguarda una parte consistente di domande accettate dall'INPS, in particolare la quota di persone in età da lavoro appartenenti ai nuclei familiari composti da una sola persona o da soli adulti. Sono il 60% del totale. La parte di riforma che riduce l'importo e la durata del sussidio e lo condiziona a frequentare corsi di formazione sarà quella destinata a suscitare le reazioni più negative, in particolare nei territori del Mezzogiorno, dove si concentra la gran parte degli attuali percettori del reddito di cittadinanza e dove risulta più manifesta sia la scarsa efficacia dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro messe in campo col reddito di cittadinanza. Insomma, laddove si prevede di ridurre l'importo o la durata del sussidio, condizionandolo alla frequenza di corsi di formazione, in particolare al sud, ci saranno le reazioni più negative. D'altro canto, scrive ancora Forlani, è difficile ignorare la crescente difficoltà delle imprese a trovare personale disponibile anche per mansioni che non richiedono una particolare qualifica. Il disincentivo generato dai sussidi pubblici per l'accettazione di un lavoro regolarmente retribuito è un fenomeno che va ben oltre il perimetro degli attuali beneficiari di reddito di cittadinanza, all'interno dei quali convivono atteggiamenti opportunistici, ma anche persone disagiate che richiedono interventi
personalizzati. La misura per i nuclei familiari appare più solida, conclude Forlani, e risponde all'esigenza di rimediare diverse criticità del reddito di cittadinanza, come la penalizzazione dei nuclei familiari numerosi, in particolare quelli con minori a carico, l'esclusione di parte consistente degli immigrati legata al requisito dei 10 anni di residenza, la possibilità di manipolare la composizione dei nuclei familiari e i redditi ISEE dichiarati per massimizzare la partecipazione ai benefici. Così in sintesi, ma adesso la facciamo chiusa perché a occhio e croce qua bisognerà avere il consulente per capire se si rientra, come si rientra, cosa si fa. Altro tema di carattere generale affronta il sussidiario.net con un'intervista al professor Massimo D'Antoni, docente di Scienza delle Finanze all'Università di Siena, è la riforma del patto di stabilità, che non è una cosa lontana, europea, che sta a Bruxelles, no, tocca le nostre tasche direttamente. Dall'Unione Europea una finta riforma, la loro priorità non è la crescita, osserva il professor D'Antoni. La proposta di riforma del patto di stabilità, cioè le regole che governano la finanza pubblica dei vari paesi dell'Unione Europea, non si discosta dal vecchio impianto. Non ha favorito la crescita, non la favorirà neanche questa revisione. A proposito di economia, vi segnalo ancora sul sussidiario.net un articolo di Alberto Beggiolini sui numeri del prodotto interno lordo, l'inflazione, buoni del tesoro, consumi. La nostra economia è al traino del turismo. I dati dell'ultimo report, Congiuntura Flash, curato dal Centro Studi Confindustria, ci stanno dicendo che il turismo è il settore trainante della nostra economia e risulta molto sopra i valori del 2019. Il turismo è la vera motrice della ripresa italiana anche nel primo trimestre del 2023. Per quanto concerne invece la politicante, su Dagospia una nota che riguarda un flash, anzi che riguarda Elly Schlein. Lei fa tutto quello che dicono quei due. Vogue Schlein, come l'ha ribattezzata Dagospia, ovvero la segretaria del PD Elly Schlein, comincia a non sopportare più i veleni romani che la dipingono come un burattino nelle mani di quei due, cioè Boccia e Franceschini, i due cacicchi che l'hanno sostenuta nella scalata alla segreteria del PD, oggi si vantano di averla in pugno all'interno del PD, facendo accordi, lanciando candidati, ivi comprese le cene VIP a casa del cantante Baglioni. Sempre su Elly. Elly, ascolta un consiglio da Lady Like, cioè da Alessandra Moretti, l'europarlamentare del PD che ha rivendicato il diritto all'estetista e adesso dice la sua sul caso della armocromista di Elly Schlein. Sono le critiche di una società che non è ancora in grado di accettare le donne che hanno rotto il tetto di cristallo, osserva l'eurodeputata del PD, Alessandra Moretti. Io fui massacrata per la storia del diritto all'estetista. Elly Schlein ha peccato di sincerità, voleva dire non ho tempo per curarmi. E poi, osserva ancora Alessandra Moretti, con i colori degli abiti e l'armocromista si porta avanti anche la lotta al cambiamento climatico. Continuiamo così, commenta sarcastica Dagospia, facciamoci del male. Vi segnalo invece, a proposito di questioni un po' più serie, appena appena, un'analisi di Stefano Caprio su asianews.it, l'Africa russa vista da Khartoum, dal Sud Sudan. Accordi per una base sul Mar Rosso, forniture di armi a entrambi i contendenti, in Sudan e Sud Sudan, affari della compagnia Wagner putiniana. Nella guerra in Sudan la Russia sta consolidando la penetrazione nel continente africano, che ha anche il volto del metropolita Leonid, il cuoco di Kirill, cioè il patriarca di tutte le Russie che il Papa Francesco incontrerà. A proposito di guerra, invece, c'è il pezzo di Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa.it. Si va verso la caduta delle due città di Bakhmut e Marinka, in perenne attesa della sempre annunciata controffensiva ucraina che non c'è. Su Start Magazine invece vi segnalo un articolo del sempre pragmatico Giuseppe Liturri. Vi spiego come cambiano davvero i prezzi della pasta da mangiare, la pasta asciutta. L'esperienza relativa ad altre fiammate di rialzo dei prezzi del passato ci porta a ragionevolmente ipotizzare che se il prezzo del grano restasse su questi livelli o, meno probabile, scendesse, le dinamiche concorrenziali del mercato della pasta si metteranno all'opera. Anche il prezzo della pasta
scenderà a meno di sorprese relative al nuovo imminente raccolto. Da qualche giorno è partita la gran cassa sul tema del prezzo della pasta che non diminuisce. Questo è il tema affrontato da Giuseppe Liturri. La svendita dell'Italia invece su scenarieconomici.it, l'intervento di Nino Galloni al convegno Un Mondo Positivo che si è tenuto il 24 marzo scorso nella sala dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. Nino Galloni ha parlato della sua esperienza nelle istituzioni negli anni 80 e 90, quando l'Italia fu svenduta per permettere alla finanza internazionale di riprendere il controllo della situazione alla fine e dopo gli anni 70. C'è il video del suo intervento che poi ascolteremo anche nel corso della mattinata. Mentre sempre su scenari economici parla un politico svizzero che promuove il referendum contro la legge ambientale, contro la febbre climatica. Non voglio compromettere il benessere dei miei figli. Anche in Svizzera c'è la febbre climatica. Il Parlamento svizzero ha accettato, settembre 22, una nuova legislazione. Si prefigge di accelerare la transizione verso le rinnovabili. C'è un politico svizzero che non ci sta, Michael Graber del Partito Popolare Svizzero di destra. Quali sono i 10 paesi al mondo con maggiori riserve di petrolio? Lo racconta con dati attuali, sempre scenari economici.it. Il primo paese al mondo è il Venezuela, poi Arabia Saudita, al terzo posto Canada, quarto Iran, quinto Iraq, sesto Russia, settimo Emirati Arabi Uniti, ottavo Kuwait, nono Stati Uniti d'America, decimo Libia, la top 10 dei paesi produttori di petrolio. Sull'intelligenza artificiale un articolo di Gianfranco Fabi sul sussidiario.net, la grande tentazione di ChatGPT che ci può far perdere l'umanità. È abbastanza condivisa, scrive Fabi, una preoccupazione di fronte all'evoluzione dell'intelligenza artificiale, quella di lasciarsi andare a una acritica fiducia nel progresso. Mentre per quanto concerne la letteratura, pagina di cultura, la terza pagina, vi segnalo una bella recensione di Alida Iraghi sugli statigenerali.com, La pianura del Po e il suo poeta, un ritratto di un poeta schivo e originale, lontano dai circuiti letterari ed editoriali. Umberto Bellintani, nato, vissuto e morto a San Benedetto Po, in provincia di Mantova. Far sopravvivere la memoria per forzare l'impossibile è invece il titolo di un'altra bella recensione di Francesco Valenti su tempi.it per un evento letterario, Il passeggero di Cormac McCarthy. Ha scritto poco, ma ha scritto romanzi molto pregnanti. L'autore americano, esce in Italia il nuovo romanzo, esce oggi, il nuovo romanzo dello scrittore americano premio Pulitzer Cormac McCarthy, la storia di due fratelli e di una salvezza impossibile eppure sempre ricercata. Era dalla pubblicazione di The Road, La strada, nel 2006, che gli estimatori attendevano un nuovo romanzo di McCarthy. È arrivato The Passenger, è uscito il 25 ottobre del 22 negli Stati Uniti e ora è finalmente nelle librerie italiane. L'altro libro, Stella Maris, è stato pubblicato all'inizio di dicembre, uscirà in Italia il prossimo settembre. Con questo ci fermiamo un attimo e poi parliamo di una vicenda giudiziaria che è stata richiamata recentemente anche in occasione della richiesta di revisione del processo per la strage di Erba da parte del sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser. La vicenda che riguarda un cittadino italiano, Angelo Massaro, la cui storia raccontiamo tra poco.